Nel cuore di un piccolo paese circondato dalle montagne, una bambina venne al mondo in una casa semplice, piena di amore e speranza. Era la prima di molti fratelli e, sin da piccola, imparò il valore del sacrificio e della fede. Aveva occhi limpidi e un sorriso dolce, capace di portare serenità anche nei momenti difficili. Fin da quando era piccola, amava pregare e aiutare chiunque avesse bisogno. Crescendo, dovette affrontare molte sfide. La scuola, che tanto amava, divenne un sogno interrotto. Il padre si ammalò e lei, con il cuore colmo di responsabilità, scelse di lavorare per aiutare la famiglia. Le sue mani cucivano stoffe e il suo spirito tessé legami di bontà e generosità ovunque andasse. Ogni mattina si svegliava prima che il sole sorgesse, inginocchiandosi per pregare, e poi andava in fabbrica con il cuore colmo di amore per il Signore. Nonostante le difficoltà, trovava sempre tempo per donarsi agli altri. I bambini del paese la aspettavano con gioia per ascoltare le sue parole piene di luce. I malati sentivano il suo calore quando li visitava con una carezza e un sorriso. Sognava di diventare suora, di partire per terre lontane e aiutare chi soffriva, ma sapeva che la sua missione era accanto alla sua famiglia, tra i vicoli stretti della sua terra. Un giorno il destino la portò a Roma, in mezzo a una folla in festa. Davanti a lei l'esempio di una giovane santa che aveva donato la vita per la sua purezza. Il cuore le si riempì di un fuoco nuovo, una fiamma di amore puro e incrollabile. Tornò al suo paese con una preghiera sulle labbra e una promessa nel cuore. Avrebbe vissuto ogni giorno con lo stesso coraggio, la stessa dedizione. Il tempo passava e la sua fede cresceva, illuminando chiunque le fosse accanto. Ma nel silenzio delle strade solitarie, un'ombra la osservava da tempo. Un giovane dal cuore oscuro, accecato dal desiderio, decise di spegnere quella luce così pura. La seguì, la avvicinò, le rivolse parole vuote e piene di malizia. Lei, con fermezza, rifiutò. La sua dignità era un dono prezioso, una perla custodita nell'anima. Lui, ferito nell'orgoglio, reagì con violenza. Lei lottò con tutta la forza di chi non si arrende al male. Cadde sotto i colpi della crudeltà, ma il suo spirito rimase intatto. Fu trovata esanime, ma nel suo volto c'era ancora la dolcezza di chi non ha mai odiato, di chi ha scelto l'amore anche nel dolore. In ospedale la speranza lottò con la morte, ma il corpo fragile non resse. Quando l'anima lasciò la terra, un vento nuovo attraversò il paese. Non era solo il dolore della perdita, ma la certezza che quella giovane non era scomparsa nel nulla. Il suo sacrificio si trasformò in luce, la sua memoria in esempio. La sua tomba divenne un luogo di preghiera, di speranza. Oggi il suo nome risuona ancora, nelle chiese, nelle case, nei cuori di chi crede che la purezza sia un tesoro, che il bene vinca sempre, anche quando il buio sembra più forte. E la sua storia continua a vivere, come un raggio di sole che nessuna ombra potrà mai spegnere.